A mio modo di vedere, esistono 3 tipi di esseri umani. Quelli che non hanno sogni, a cui la vita va bene così com'è. Quelli che hanno dei sogni vaghi o sfumati, ma non possono o non sanno fare in modo di avverarli, perché neanche loro comprendono bene l'entità di ciò che desidera il proprio cuore. Altri, forse i più testardi, comprendono così bene i propri sogni da sapere chiaramente cosa fare, così da diventare capaci di andare al di là di ogni impedimento, di ogni limite, reale o apparente, che si frappone tra sé e il proprio sogno. Ugo Ghilardi fa parte di quest'ultima categoria. Lui non è siciliano, è un lombardo doc, uno che ha fatto della bicicletta un mezzo per conoscere il mondo. Viene da Nembro, in provincia di Bergamo, uno dei paesi più colpiti dal Covid nel 2020. Tra una pedalata e l'altra, nella sua vita ne ha viste di cose. Oggi è in Sicilia, per scoprire il perimetro costiero dell'isola, scandito dalle torri d'avvistamento per lo più del XVI-XVII secolo, che un tempo servivano per avvertire esercito e popolazione di eventuali incursioni piratesche. Da anni faccio viaggi in montagna, no? Da solo, sulle Prealpi, sulle Alpi. E allora ho detto, perché non un viaggio anche al mare? Guardando in internet così ho scoperto, ho detto, guarda le torri di avvistamento della Sicilia. Ho visto che c'era tutto il periplo della Sicilia, c'era queste 218 torri e allora ho detto, si potrebbe fare in bici, così lo faccio sportivamente e mi faccio anche una cultura su queste torri. Tante sono ruderi, tante sono belle da vedere e sono tutte sul mare, per cui mi penso di farmi un paio di mesi da Palermo, Cefalù, Messina, per poi scendere giù verso Catania e poi tutta la costa sotto fino a Trapani e poi salire verso la riserva dello Zingaro per poi rientrare. È una ricerca, è un viaggio anche culturale, sportivo-culturale. Ogni anno cambio itinerario, cambio viaggio, non rimango sulle Alpi, nonostante che mi piacciono le Prealpi o gli Appennini. E sono stato in Sicilia 3 volte. La prima volta nel 2011 per il 150° Unità d'Italia abbiamo voluto toccare tutti e 110 capoluoghi di provincia in bicicletta. Un'altra volta per l'Expo di Milano, quando ho fatto i 25 parchi nazionali, 13 nazionali e 12 regionali, partendo da Bergamo, da casa. Ho fatto la Sardegna, 3 parchi nazionali in Sardegna, poi quando sono venuto in Sicilia ho fatto Nebrodi, Madonie, Alcantara e Etna, per poi andare in Calabria. Il terzo viaggio, quando ho voluto toccare tutte le 20 regioni d'Italia, più la vetta più alta, per cui la Sardegna, Gennargentu, e la Sicilia e l'Etna, che sono salito alle 2 di notte con due del CAI di Catania. Poi domani mattina c'è l'incontro col sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che donerò un libro, perché io sono di Nembro, donerò un libro che parla della pandemia con delle fotografie, con la dedica del sindaco di Nembro da dare al sindaco di Palermo in via istituzionale. La gente che porta da mangiare agli anziani che non potevano uscire, io seguivo mia mamma a 7 chilometri da dove abito io. Non volevo che uscisse e non gli raccontavo neanche cosa succedeva in giro, perché non portandogli il giornale, sì, diceva, sì, ho sentito in televisione, però, sai, vedi i volontari, la gente anziana che va a fare le spese, non c'era un paese morto. Comunque bisognava andare avanti a mangiare, a comprare il cibo. Non usciva più nessuno, però questa signora qua è morta. Non suonavano più neanche le campane, era morto perché la gente, se no bisogna che suonassero ripetutamente, sempre.
Il 24 maggio 2021 Ugo consegna il libro fotografico sulla tragedia del Covid di Nembro al sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che lo riceve all'interno della splendida cornice di Villa Niscemi. Un segno tangibile di comunione tra due differenti realtà che hanno vissuto in diverse misure e ambiti la tragedia del Covid. Ugo ha desiderato partisse proprio da qui, come simbolo di solidarietà tra il bergamasco e la Sicilia, l'avventura che lo porterà a scoprire il litorale siciliano e le torri d'avvistamento antipirateria per i mesi di giugno e di luglio, quando torneremo a incontrarlo nei pressi di Palermo, per farci raccontare quello che, siamo sicuri, sarà un viaggio che ricorderà per molto tempo.